Ciao ed eccoci qui ad iniziare un nuovo vlog. Lo inizio di sera, fuori sta piovendo, c'era aria di temporale ma adesso proprio piove e vi faccio vedere che sto per preparare la cena. Allora, come cena sto per fare questi spaghetti con questo sugo di pesce che sono appena stata dal pescivendolo e nel reparto gastronomia ho preso il sugo già fatto. Ed ecco qui la pastina pronta, adesso la metto nei piatti e la cena è pronta. E oggi siamo a domenica, mi sono preparata con il vestitino, è un vestito lungo, sandali nuovi, per andare dove siamo andati domenica scorsa, per cui alla birreria Pedavena a mangiare qualcosa, solamente che domenica scorsa ci siamo andati alle 4:30, eravamo lì del pomeriggio. Adesso stiamo partendo al mattino, non abbiamo prenotato né niente, vediamo se ci danno un posto oppure no. Fuori la giornata è bella, c'è un bel sole, inizia il caldo. Ieri ho preso un po' di sole, non so se si vede perché ho la visiera, ho lo sdraio con la visiera, per cui sul viso ho tentato di evitare di prenderlo e l'ho preso dal collo in giù. Spero che si veda un po', anche se poi ieri sera dopo aver preso il sole mi sono messa anche un po' di autobronzante giusto per accentuare un po' il colorito e questo sarebbe il risultato. Niente trucco perché il discorso della mascherina, anche se potrei truccarmi gli occhi, mi sento un po' strana perché poi per mangiare tolgo la mascherina e mi sento un po' strana l'idea di avere gli occhi truccati e qui non avere né fondotinta né niente. Comunque per il momento non lo faccio e va bene, me la faccio andare bene così. Dopo aver mangiato ci siamo fermati qui al Piave, che è qui dietro di me. Ed eccomi tornata, sono le 6:30 di sera, da questa mattina alle 10:30 che siamo partiti
E poi dopo pranzo vi ho fatto vedere un po' di passeggiata lì sul Piave, su quella zona verde con laghetti. Si chiama proprio, nella zona di Moriago della Battaglia, c'è questo parco vicino che è compreso nel Piave, diciamo, che porta anche al Piave questo parco, e è la zona dei laghetti ed è molto molto carina. Poi ci siamo fermati nel parco, c'è un baretto con le panchine tipo per fare picnic, e ci siamo fermati lì a fare uno spuntino, mangiare un gelato, a bere un po' d'acqua. Per cui siamo tornati adesso. L'aria era abbastanza fresca perché anche questo parco dove fanno picnic è tutto coperto dagli alberi. Non ho ripreso niente di questo parco perché quando ci siamo seduti, se prendevo tutta la gente, perché ci sono panche separate, però erano tutte occupate da persone, e poi quando siamo venuti via, che potevo riprendere da lontano, me ne sono dimenticata perché c'era sempre gente che andava e veniva. Per cui è molto, molto praticato questo posto da chi ha voglia di camminare. Poi c'era anche gente che prendeva il sole in riva al fiume. Non è molto comodo perché ci sono i sassi, quelli grossi, però c'è chi lo fa. Bene, adesso c'è qualcuno, senza fare nomi, che vuole un po' di cena, e visto che ho dei fagiolini in frigo cotti ancora da ieri mezzogiorno, li ho cotti, infatti un po' li abbiamo mangiati ieri sera e metà sono rimasti nel frigo, che andavano mangiati o oggi o domani, ma c'è qualcuno che ha detto che ha un po' di fame, non faccio nomi di chi. Ok, allora adesso mi cambio, mi metto un po' più comoda e vediamo se ha ancora fame. Io principalmente ho sete, questo sì, però fame, diciamo che dopo il pasto di oggi, che veramente è stato un pasto fatto a mezzogiorno come lo facevamo prima che venisse chiuso tutto, praticamente è da febbraio che non facciamo questa vita alla domenica di mangiare fuori, come si aveva iniziato a fare quasi tutte le domeniche su queste sagrette che si trova. Beh, comunque siamo riusciti oggi a fare questo pasto. Siccome che la passeggiata di ieri, per modo di dire, non mi è bastata, oggi sono qui a Montebelluna, volevo fare un po' di passeggiata sul solito percorso che faccio e poi passare da Te Zeniz, però questo di Montebelluna, e vedere qui se hanno gli stessi costumi di quelli che ho preso a Castelfranco, giusto per darci un'occhiata, perché visto che spendo meno da Golden Point, ho trovato un costume che mi sta bene, cambio le colorazioni, però ne prendo, che così se eventualmente l'anno prossimo non ci sono formati che mi stiano bene, almeno ho la scorta di quelli di quest'anno e anche spendo meno di Golden Point. Sono qui nel solito percorso. Volevo farvi notare che rispetto all'altra volta, che forse nel vlog precedente ve l'avevo fatto vedere, che era cresciuta un'erbaccia al centro qui del fiumiciattolo, però adesso l'hanno tolta. Infatti mi sembrava che perché io, cioè aspettate, sono passata il martedì, poi il venerdì mi sembrava che stessero già lavorando per toglierla. Adesso che ci ripasso a piedi mi accorgo che è stata veramente tolta, perché non c'è più niente. Comunque deve essere stato, o forse c'è qui davanti, no, mi sembra di no, perché mi sembrava che qui davanti ci fosse di nuovo, ma è il riflesso dell'erba degli argini che dava del verde. Comunque non c'è più quella brutta erbaccia, brutta. Di per sé era anche carina vederla con quegli fiorellini, però l'idea che crescesse in mezzo a questo fiumiciattolo non era tanto bello. Per fortuna che ci sono anche delle piante che coprono il percorso, perché oggi fa veramente caldo. La macchina mi segnava 31 gradi, ma devo dire che si iniziano a sentire tutti. Bene, adesso sto quasi per finire il percorso e poi direzione Te Zeniz. Allora, questi sono, ho un caldo addosso
che mezzo potrebbe bastarmi. La macchina segna 32 gradi. Comunque, da intimissimi uomo ho trovato questo costume. C'erano anche qua altre fantasie, però intanto gli ho preso questo. Se lo prova, se va bene, posso prenderne degli altri con altre fantasie. Mentre per me da Tesenitz ho preso questa fantasia. Vi faccio vedere la cena che volevo preparare per questa sera. Questo è petto di pollo, volevo farlo a bocconcini e insieme con i piselli e il porro, che questo qui è anche vecchiotto che era in frigo, cucino il tutto e per finire volevo aggiungerci anche questi fagiolini che li condisco con sale, olio e pepe. Questa sarebbe l'idea della cena di questa sera. Come vedete la cena è quasi pronta, ci ho aggiunto un dado, olio, burro, giusto per condire. Adesso però non sapevo se aggiungerci anche un po' di questo affettato piccantino, giusto per dare un po' di brio, ma penso proprio di aggiungere, che così diventa più saporito, anche se ci ho messo il dado che il sapore ci ha dato, ci ho messo il dado quello alle verdure, questo qui ci ho messo questo dado qui, e adesso però penso proprio di aggiungerci un po' di affettato, lo taglio finemente, non ne aggiungo molto perché ho paura che diventi troppo piccante, però questo è il piattino per questa sera. Appena fatto una lampada di 10 minuti, ho calato i minuti delle lampade perché d'inverno faccio anche 15 minuti, ma visto che adesso c'è caldo, mare, si prende un po' di sole, per cui ho fatto giusto 10 minuti e poi mi sono fatta le sopracciglia. Adesso non so se la videocamera prenda che sono un po' arrossata per la ceretta di togliere i peli superflui, però ho le sopracciglia appena fatte. Prima di tornare mi sono fermata da OVS, era da febbraio che non entravo all'OVS e ho preso questi pantaloni estivi, sono veramente di tessuto molto fine, per cui ho deciso di prenderli e poi vi faccio vedere una cosa che però indosso. E mi sono presa questo cappellino con tutto, sembra l'arcobaleno, tutto così disegnato. Allora questi sono i miei acquistini fatti questa mattina. Per quanto riguarda il costume che vi avevo fatto vedere nelle clip precedenti per Davide, non è molto convinto di tenerselo perché gli è giusto. Vorrebbe che fosse un po' più comodino, diciamo, proprio adesso vediamo se lo teniamo oppure se lo restituisco. Per oggi spesa qui al Famila, sono in anticipo, ma aspetto che aprano. Nel frattempo vi dico un'altra cosa, io i guanti me li sono portati dietro che per oggi me li metto, però devo ancora capirmi se sono ancora obbligatori i guanti, perché in tutti i negozi che sono andata in questi ultimi 15 giorni i guanti sono un po' eliminati, c'è la mascherina ma non ci sono i guanti, ci si igienizza le mani prima di entrare e a posto così. Mi devo ancora capire nei supermercati se ci sono obbligatori i guanti oppure no, questo lo devo ancora capire, così questa mattina provo, perché l'ultima volta che sono andata a fare la spesa, che però sono andata da Cadoro, c'era gente che non li aveva, si era igienizzata le mani all'entrata e basta. Mi devo capire qui come funziona la faccenda. Per cui per oggi me li metto, poi vedo gli altri clienti se usano i guanti oppure no, vediamo come funziona. E svuotiamo tutta la spesa fatta al Famila, ci ho dato 100 e qualcosa, poi che trovo lo scontrino ve lo dico. Allora, iniziamo con la Coca Zero, ne ho presi 4, 2 dolcetti cestini alla frutta, un pollo allo spiedo, gelati. Ho preso questi mini dabbler al lampone della Magnum, poi questo tiramisù del marchio Selex, che è il marchio che tiene la Famila,
e del G7 ho preso il croccantino al cioccolato, un vasetto di miele, visto che in questo periodo le sagre e i mercatini della domenica sono chiusi e di solito prendevo il miele in quelle occasioni e ho dovuto prenderlo al supermercato. Una confezione di fazzoletti della Fox, questa qui al cotone, una confezione d'acqua che adesso con il caldo viene molto utilizzata, una confezione di Chanticleer al sgrassatore universale al profumo di Marsiglia. Poi ho provato, queste vi dico che non le ho mai assaggiate, della San Carlo, a prendere queste patatine con la buccia. Qui c'è scritto che sono grandi, spesse, con la buccia, e vediamo se sono buone. C'è scritto di aprire qui sopra e veramente non le ho mai assaggiate. Qui ho una confezione di carta igienica della Scottonelle e passiamo al cestino, al sacchetto. Eccolo qui lo scontrino ci ho dato 123,59 €. Questo è il totale da scontrino. Allora ho preso le uova, le ho aperte e guardate se sono quelle di questo colore, perché quelle bianche non mi piacciono, cioè non mi piace vedermi la buccia bianca. Poi di pronto ho preso l'insalata di farro, il profumo per il frigo. Ho provato a prendere questi datteri, non li ho mai, di solito li prendo il periodo natalizio, ma visto che ho visto queste confezioni mi hanno un po' incuriosita e ho deciso di prenderli. E per la stessa ragione ho preso anche l'ananas, e vediamo se è quello secco, cioè vediamo, a sentirlo sembra sembra morbidoccio, vediamo cosa c'è all'interno. E per finire ho preso anche i cubetti di zenzero. Questa è una novità che ho preso, che non ho più pallida idea di che sapore abbiano. Poi ho cambiato marca di burro d'arachidi, quello che prendo di solito non c'era e avevano questo, allora ho deciso di provare ad assaggiarlo, speriamo che sia buono come quello solito che prendo. Una confezione di Rio Mare al tonno. Poi anche questa è una novità mai assaggiata, la crema spalmabile alle mandorle, mai assaggiata, vediamo com'è. Reparto di dolfizionerie, dolcetti adesso per il caldo, questo dessert Malou che è coppa, cioccolato e panna. Una confezione di senape, ho preso questa qui dell'Orco che è piccolina. Una confezione di marmellata di arance di Saper di Sapori. Visto che arriva il periodo dei gelati, mi sono preso un vasetto piccolo di amarene. Le mozzarelline di bufala, che di questo marchio le trovo buone, per cui le prendo. Qui confezionato un po' stropicciato, c'è 1,5 etti di specca. Uno spazzolino. Il Limi, ne ho presi 2, uno, eccolo qui anche il secondo. Poi del marchio Moratto ho preso le bruschette, perché vorrei farmi le bruschette in questo periodo così mi è venuta l'ispirazione di fare le bruschette. Ancora dessert da frigo, questo è il profiterole e questo è il tiramisù tradizionale, speriamo che sia buono. Poi, visto che ho trovato la confezione piccola dei tarallucci, c'erano sia i tarallucci che i galletti, ho preso i tarallucci. Come novità dolce ho preso questi qui, perché quelli al cioccolato li avevo già assaggiati. Questo è i pistacchi, non li avevo mai presi, per cui ne ho presi 2.
affettati già confezionati. Ho preso il prosciutto San Daniele, prosciutto cotto, la bresaola e ci dovrebbe essere, eccola qui, anche la mortadella. Poi un'altra sfizioneria che non conosco, ho preso i TikTok cotti al forno messi in questa confezione. Di solito prendo i TikTok, sì, TikTok, scusate, i TikTok, prendo quelli nella confezione, nel pacco, che sono impacchettati tipo così. Questi qui in sacchetto non li avevo mai presi perché ho deciso di prenderli. E per finire 2 oranzode. Però io nella spesa non l'ho finita qui, nel ritorno mi sono fermata anche al mercato agricolo e volevo prendere principalmente la mozzarella. Per fortuna che l'ho presa, adesso sono qua in mezzo qui non la vedo, l'ho presa qui al Famila perché la ragazza qui del mercato agricolo l'aveva finita. Visto che la settimana scorsa che l'ho presa era buona, volevo riprenderla, ma non ne fanno molti pezzi, per cui mercoledì prossimo, se voglio la mozzarella, devo andare là prima delle 9, perché sono arrivata alle 9, 9:20, 9:30 più o meno, ma l'avevo appena finita. Allora ho preso il loro pane che mi piace con me e uno stracchino, eccolo qui, uno stracchino e un altro formaggella così, che vediamo. Questa non l'ho mai presa, vediamo, cioè la devo assaggiare, non ho più pallida idea come sia. È comunque un formaggio sul morbido. Sono appena stata da Bottega Verde perché volevo prendere lo zaino termico dei premi che ci sono quest'estate con i punti sui solari. Volevo prendere anche la borsa, ma non ci arrivavo con i punti, per cui intanto mi sono accontentata dello zaino termico, che poi ve lo faccio vedere. E sono anche qui perché non vuole questo costume, sono costretta ad andarglielo cambiare. Questo qui con le tigretti che vi avevo fatto vedere in clip precedenti, e per cui adesso vediamo con cosa si può cambiare. E poi volevo prendere un gelatino per questa sera e anche volevo andare a vedere se hanno riaperto anche la Carpisa, se la Carpisa dopo la chiusura che c'è stata è proprio sparita da qui. Allora, con il cambio del costume ho preso un completino, questi qui con le pantaloncini corti e magliettina, e visto che con i soldi non ci arrivavo, ci ho aggiunto un paio di slip. E questo qui è quello che ho cambiato con il costume, e questa è la taglia più grande, per cui o che gli va bene o che gli va bene lo stesso. Da Bottega Verde ho preso il Duce che non avevo ancora provato, che fa parte di quelli nuovi, che era quello l'aloe che negli acquisti precedenti non l'avevo preso. Poi ho preso quest'acqua profumata che è fresca e vi devo dire che non è niente male. E questo qui sarebbe il zaino che sono riuscita a recuperare con i punti dei solari. Infatti ho preso questo doccia che fa parte dei solari per arrivare a prendere questo qui, perché mi volevano 5 bollini e io ne avevo 4, allora ho aggiunto questo giusto per prendere questo zaino termico, e lo proveremo se tiene o cosa. Però che sia fatto bello grande questo, sì, perché vedete quanto è grande, è bello capiente. Sono passata anche da Piazza Italia e ho preso questi 2 capi, questi pantaloncini corti fatti con queste righettine. È un tessuto molto fresco e mi piace, come a sentirlo così mi piace, dovrebbe essere fresco anche ad averlo addosso. Poi ho preso questi pantaloni lunghi tipo jeans, però sono di quel tessuto molto leggero che dovrebbe tenere anche fresco anche questo. E per finire lì per terra mi sono fermata anche a prendere il gelato, che adesso metto in congelatore prima che si sciolga completamente.
Oggi, sono le 8:22 di mattina e ho già fatto il giro del mercato agricolo. Poi vi faccio vedere cosa ho speso, perché in teoria dovrebbe arrivarmi un pacco. Io adesso non so se questo vlog lo vediate prima o dopo della mia recensione, ma ho preso la nuova palette di Natasha Denona, la Bronze, se non sbaglio nome. Vediamo quando arriva come si chiama. E perché mi aveva incuriosita come tonalità vedendo gli swatch e ho deciso di prenderla. In teoria dovrebbe arrivarmi questa mattina, per cui mi ho fatto velocemente la spesa qui al mercato agricolo per essere a casa dopo le 9, 9:30, in modo che se arriva il corriere, che in teoria dovrebbe arrivare alle 11 comunque, e giusto per recuperare questo pacco. Comunque come arriva ve la faccio vedere anche qui, e poi se c'è la recensione prima o dopo di questo vlog non chiedetemelo adesso. Come spesa al mercato agricolo stamattina, se riesco a parlarvi, ho preso 2 confezioni di questi pomodori e 2 melanzane, un finocchio, qui dei cipollotti, questi qui sono cipollotti, e di qua ho preso dei fagiolini, e qua dentro c'è l'altra confezione di pomodoro. Mi sto preparando per fare le foto di questa palette. Allora, questa è la palette, è arrivata, si chiama Bronze Palette, e queste qui sarebbero le colorazioni alla luce naturale. Io adesso, come vi avevo anticipato, non so se io adesso ve ne parlo che mi è arrivata oggi, però non so se la recensione vada online prima o dopo di questo video. Ve la faccio vedere anche così, ancora più da vicino. C'è anche uno specchio sulla palette. Sono tutte colorazioni sui toni del bronzo, proprio come si chiama la palette anche. Questa mattina commissione in banca, praticamente, perché qui in banca si va ancora per appuntamento. E questa mattina ho telefonato e per fortuna c'era posto e mi ha detto arriva alle 9:15, adesso mancano 10 minuti alle 9:15, e così faccio anche questa commissione. Voi avete visto la nuova collezione di Nabla? Per essere bella è bella, a parte i rossetti gloss che io non credo di acquistare niente ora come ora, poi non so se cambia idea guardandomela meglio o cosa, però ieri ho visto il video di presentazione di Mr. Daniel e praticamente i gloss sono belli, però ho paura che sulle mie labbra che migrino, per cui non ne sono molto convinta, e per giunta in questo periodo che si deve portare la mascherina è inutile che li prenda perché non posso sfoggiarli da nessuna parte. Poi per quanto riguarda i bronzer che hanno fatto per il viso e anche gli illuminanti, il blush, i nuovi 2 blush e 4 bronzer ci dovrebbero essere di diverse tonalità, sono carini anche quelli, ma è il solito discorso, perché veramente mi piacevano, mi piace come l'effetto, come sono stati presentati. Se non ci fosse il problema della mascherina li avrei presi, perché vedermi questo contouring provato a fare con questa nuova texture di polvere mi interessa, però c'è il discorso che lo dovrei portare solo per fare i video, perché in questo caso, come vedete, esco e non mi metto niente perché si deve portare questa, altrimenti sporco la mascherina in continuo. E vediamo più avanti se si può eliminare la mascherina, eventualmente li provo. Per quanto riguarda gli occhi, carini i 2 prodotti, sia il matitone, quello da mettere sia sopra sia all'interno che all'esterno dell'occhio, che questa volta l'hanno fatto in colorazione nera, e bellissimi anche la palette di glitter, sono veramente molto molto belli da fare palpebra piena con questa riga nera io lo chiamo eyeliner,
è molto molto carina, però non so se prenderli oppure io adesso in questo caso sto parlando di prodotti per occhi, non so se prenderli e provarli oppure evitare perché giusto perché in questo periodo già è caldo e in estate mi trucco già meno rispetto all'inverno, e per giunta non posso mettermi tutto quello che vorrei, non so, ci devo ancora pensare. Comunque è carina come collezione.